Allora io voglio dire solamente una cosa, che questa assemblea, ma tutte le occasioni di incontro e di confronto della città su un tema che è la città che vogliamo, la città del presente e del futuro, è giustissimo che debba essere discussa secondo parametri tecnici, economici, ecologico-ambientali, sociologici, e che devono essere i cittadini stessi i protagonisti del proprio futuro. Oggi esistono tecnologie che consentono grandi coinvolgimenti di persone, anche in diretta e in tempo reale. Oggi qui ci sono persone di Venezia, per la più parte, ma c'è la cittadinanza di Mestre, che è una entità formidabile, e c'è la possibilità che i veneziani, i mestrini e quelli dei comuni dell'area vasta possano discutere insieme di queste cose. Basta semplicemente una live streaming con la possibilità di agganciarsi con il computer. Io dico, e lo formalizzerei questa sera se ci sarà il vostro applauso, e chiederei alla stampa di scriverlo, che questa città vuole discutere in tempo reale, unitariamente, questo progetto, e non consentirà che ci siano delle decisioni chiuse, prese nelle chiuse camere delle istituzioni. Si farà streaming. Voglio dire solamente un'altra cosa, una richiesta che io credo debba essere avanzata al sindaco, agli assessori dell'urbanistica, eccetera. Non è possibile che i finanziamenti all'informazione sulla città in misura di 80 milioni di euro siano dei soldi pubblici, siano dati al Consorzio Venezia Nuova, che è un operatore. Non è possibile che la finanza pubblica vada a pagare con delle cifre così enormi i costruttori. Ma perché devono essere i costruttori a fare informazione sulla città e non invece il comune e l'università? Allora io dico, l'università, oggi c'è dato respiro, l'università sia per i movimenti il punto di riferimento perché il dialogo in città avvenga tra istituzioni e costruttori. Volevo dire, alla fine di questa importante riunione, mi sembra che abbiamo imparato tutti molto, di rilanciare proprio il tema della partecipazione. Noi poi come coordinamento siamo nati per questo, quindi da qui venga chiaramente una richiesta all'amministrazione, usando poca voce, di davvero aprire un processo partecipativo sul PAT, come su altri temi importanti della città, partendo non tanto dalle cose tecniche, ma proprio dalla discussione sulla città che vogliamo, sul dove andiamo, su cosa, quali sono le strategie. Non ci interessano o ci interesseranno dopo i dettagli, ma prima di tutto questo. Noi siamo stati invitati come tante associazioni da Micelli il 25 e quello è stato un tentativo di concertazione. C'è stata una richiesta di mandare dei suggerimenti e così note. Noi rifiutiamo questo tipo di richiesta perché appunto fa parte non di un processo democratico, ma appunto di un tentativo di concertazione. Non è con pochi soggetti, alcune associazioni, la selettività dei referenti, ma è aprire davvero il dibattito puntuale alla città. Quindi questa deve uscire da qui, la cittadinanza deve avere voce, e in questa città, come abbiamo visto, abbiamo molti saperi. Dico solo un'ultima cosa, come coordinamento faremo un'iniziativa sulla Lagunare il prossimo 15 di aprile, quindi vi invito a tutti sulla Lagunare Mobilità ad un prossimo dibattito. Grazie. Un'osservazione che potrebbe assumere più che termine osservazione un imperativo, e cioè l'esame di questo disegno territoriale del PAT denota la non consapevolezza dello stato di degrado in cui si trova la laguna. Cioè non c'è una misura, non c'è questo tipo di conoscenza che dopo verrà tradotto in scelte anche alternative. Mentre noi vorremmo che questo tema del processo erosivo della laguna è pari a
tipo quelli che parlavano su Titanic, cioè facciamo grandi progetti, ma intanto sotto gamba ci sparisce la laguna. Allora noi dovremmo inserire con osservazioni o con dibattiti, ma per ottenere risultati concreti, che qualsiasi intervento previsto da questo strumento urbanistico debba sempre e comunque rispondere alla domanda: giova questo intervento all'equilibrio della laguna e al riassetto idrogeologico? Se sì, si può fare, se no va abbandonato. E quindi questo è a monte della discussione, e quindi vorrei che nel prossimo futuro ci fossero queste possibilità. Allora, quello che io volevo dire è che logicamente, secondo me, le cose importanti sono da valutare sono queste. Allora, prima bisogna sapere il discorso di mobilità. Ad esempio, la TAV, secondo me, non è la valutazione, la società migliore, la posizione di progetto che abbiamo visto. La circola comunale, che io sono completamente contrario. E dopo c'è il discorso del consumo del suolo, che altre persone hanno detto, che sicuramente bisogna cercare di costruire le cose, ma soprattutto dal punto di vista infrastrutturale, ma anche dal punto di vista della bellezza. L'ultima cosa che volevo dire è che qualcuno ha parlato di Casa Clima, eccetera. Bisogna ricordarsi che con Casa Clima il presidente Norbert Lancier ha fatto anche una piccola pecca, perché sempre sul cappotto ha messo del polistirolo, dopo invece del legno, che è naturale. E poi ricordarsi che il palazzo della provincia di Bolzano è stato criticato da Vittorio Sgarbi. Dopo ognuno faccia il proprio